Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta edizione dell'Angelo del Castello, una manifestazione annuale che anche quest'anno, come lo scorso anno per la pallavolo, viene ospitata in questo splendido auditorium del Comune di Pozzuolo. Una manifestazione che viene organizzata annualmente dall'Associazione Veterani dello Sport di Udine in collaborazione con la testata Udinese Life e con il patrocinio quest'anno appunto del Comune di Pozzuolo. Come vedete abbiamo qui anche degli ospiti illustri. l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, è presente qui l'olimpionico di Monaco 72 Enzo Del Forno, che è il presidente dell'associazione. Abbiamo anche il commissario tecnico di Barcellona 92 della pesistica, Ernesto Zanetti, è qui. E poi vediamo se individuo qualcun altro tra il pubblico, segnalatemelo. Per il saluto iniziale il presidente dei veterani dello sport di Udine, Marcello Gianardi. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti a tutti presenti a questa quarta edizione dell'Angelo del Castello e speriamo che abbia lo stesso impatto sul pubblico e dopo su tutti i partecipanti anche successivamente come ebbe quello dell'anno scorso sulla pallavolo. Io sono qui per porgere solamente i saluti, ma siccome Ubi Maior minor cessa, lo farò fare alla nostra vicepresidente nazionale Paola Zelanda, che invito a venire qua su. Buonasera Paola, benvenuta in particolare, eri già qui l'anno scorso, ci sei di nuovo anche quest'anno, andiamo più vicini verso il centro, a te il compito di dare il saluto ufficiale da parte delle UNBS. Buongiorno a tutti, autorità, atleti, dirigenti, tifosi, a tutti quanti. Cosa devo dire? Che per me è un onore, oltre che un piacere, venire qui a Udine a vedere queste splendide iniziative che vengono organizzate ogni anno dall'Udius di Udine. Io porto il saluto della nostra Presidente nazionale che si è raccomandata non portare solamente i saluti ma porta anche i complimenti perché a livello nazionale appunto organizza bellissime iniziative, quindi devo estenderti. Tra l'altro oggi siamo anche rappresentati, c'è anche il nostro delegato regionale Tarcisio Fattori, che se ti alzi magari io auguro, come ha detto il presidente Marcello, che abbia lo stesso successo della pallavolo dell'anno scorso, è stata una cosa meravigliosa e penso che anche quest'anno, anche perché è uno sport molto accattivante, molto di lotta, senz'altro avrà grandi successi. Grazie e saluto. Fra gli ospiti illustri questa sera abbiamo il piacere di avere anche il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Borlin, che invitiamo a raggiungerci qui sul palco. Devo dire che è sempre presente nelle varie manifestazioni, lo ricordiamo anche in occasione di precedenti nostre iniziative e lo ringraziamo. Ecco, Presidente. Grazie, porto veramente con grande piacere il saluto del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, vi faccio i complimenti, vengo molto volentieri perché avete la voglia e la capacità di puntare i riflettori sul mondo dello sport e credo che sia importante. Noi a livello di regione sullo sport abbiamo investito tantissimo, possiamo dire con grande serietà di essere oggi forse, anzi senza il forse, la regione italiana che investe di più sullo sport, investiamo in infrastrutture, investiamo in progettualità,
investiamo in sostegno sulle attività quotidiane che svolgono le associazioni sportive, cerchiamo in qualche modo di far capire che per noi lo sport è importante, non solamente perché comunque abbiamo la fortuna di avere anche grandi campioni, che poi naturalmente si parla di fortuna ma in realtà è il lavoro dei campioni che si impegnano nello sport, ma anche il lavoro delle associazioni e delle società che sul territorio si fanno il mazzo, perché non bisogna mai dimenticare che poi alla fine in qualche modo si raggiungono grandi risultati, ciò avviene perché ci sono presidenti, dirigenti, volontari, appassionati che giorno per giorno si impegnano affinché i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano praticare lo sport, e quindi a loro va un ringraziamento enorme e credo che questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché sicuramente poi ci sono grandi talenti che emergono, ma ci sono soprattutto tanti giovani che hanno la possibilità di crescere con il valore dello sport. In questo caso il focus è oggi concentrato sul rugby, sappiamo che è uno sport che non solamente in questo momento sta dando grandi soddisfazioni a livello proprio nazionale, ma abbiamo anche tante società che lavorano bene sul territorio. Ho avuto il piacere in questi anni di conoscerne diverse, so come lavorano, vedo come curano i settori giovanili, vedono come curano l'educazione, la crescita, la formazione dei giovani, e questo per chi riveste un ruolo istituzionale è un motivo di tranquillità, sapere che sul territorio le famiglie, le istituzioni hanno alleati preziosi e sono proprio questi uomini e queste donne che all'interno delle società sportive del nostro territorio fanno un lavoro straordinario. Quindi a loro, insieme al collega Massimiliano Pozzo che è qui con me oggi, rivolgo veramente un grandissimo ringraziamento da parte del Consiglio regionale. Continuate a lavorare, continuate a tenere duro, continuate a metterci passione e impegno con le difficoltà che ovviamente ci sono giorno dopo giorno, e alle famiglie dico state vicino a queste società, cercate in qualche modo di comprendere qual è il prezioso contributo e aiuto che danno a voi nella crescita e nella formazione dei vostri giovani, e a voi naturalmente, quindi all'Unione Veterani dello Sport, a Organize Life, grazie di cuore per questi momenti di condivisione e di comunità. Grazie Presidente, un piccolo omaggio all'interno di questa manifestazione. Abbiamo i nostri Valletti, Rebecca e Filippo che ci assistono sempre, sono due giovani atleti della pallacanestro locale, quindi tutto lo sport coinvolto in questa manifestazione. Grazie Presidente. Tra i campioni in sala ho individuato anche un campione di pugilato, Rob Vogridge, l'uomo che nel 1970, i più anziani si ricordano, batté lo Pietre Urtain a domicilio in Spagna, quindi un applauso speciale. Grazie. I saluti ora anche del CONI, rappresentato questa sera da Carlo Alberto Ronco, un uomo per tutti gli sport, presidente del Donatello Calcio, e ancora questa sera rappresenta il CONI. Ecco, Carlo Alberto Ronco ci sta raggiungendo. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Parto dalle parole sante che ha riferito il Presidente Borghini, perché è proprio quello. Siamo tutti noi volontari, dirigenti e quant'altro che ci diamo da fare affinché i nostri giovani possano crescere. Io ovviamente porto i saluti del Presidente Andrea Marcon, che non può essere presente oggi, e del delegato provinciale Enzo De Danaro, che è il mio capo. Lo faccio volentieri per questa iniziativa. Ho la fortuna di conoscere un po' di gente. Qui c'è anche qualche mito del rugby in prima fila, poi uno l'abbiamo appena nominato. Uno abbiamo poi vediamo il prossimo. Quindi abbiamo un altro che ho rivisto volentieri dopo tanto tempo oggi. Poi saluto Enzo. Dove sei Enzo? Ciao Enzo. Sempre presente in queste manifestazioni Enzo dal Forno. Poi c'è qualcun altro che vediamo dov'è, da qua non si vede bene, non importa. E sono veramente lieto perché so, scusate, mi stavo dimenticando del mitico presidente Andrea Cainero, al quale faccio, all'amico Andrea, al quale faccio un grande in bocca al lupo, perché
lo conosco, so che è un uomo ambizioso, io lo chiamo ragazzo ancora perché è più giovane di me. Comunque mi auguro che la piazza di Udine, anche per quanto riguarda il rugby, possa portare avanti un progetto interessante. E ripeto, sono molto contento perché qua ci sono tantissime attività che stanno veramente sbocciando e ci stanno portando a grandi risultati. Egoisticamente dovrei fare qualche accenno a qualche altro tipo di attività. Qua stasera parliamo solo di rugby, per cui vi auguro una bellissima serata e proseguite su questa strada, Presidente, anche a lei. Piccolo omaggio grazie. anche a te. Grazie. Ricordo di questa serata. Grazie mille. Ricordo della nostra associazione, potrà tenere presente sulla scrivania. Va bene, grazie. Grazie a Alberto Bosco per il comitato regionale del rugby. Il presidente Stefanelli questa sera non è disponibile, al suo posto Francesco Cirinna, che rappresenterà poi anche un'altra società, la Juvenilia Bagnaria Arsa, che sta facendo ottime cose nel campo del rugby regionale. Ecco, Francesco Cirinna in rappresentanza di Emanuele Stefanelli. Informazioni. Come anticipato, porto i saluti del Comitato regionale e del Presidente Stefanelli. Attualmente, per una concomitanza di impegni, siamo impegnati a Pordenone con un torneo internazionale di rugby 7 che prende piede sabato e domenica, però abbiamo tutta una serie di attività collaterali per cui il Presidente è oberato di lavoro. Ecco, io sono riuscito a ritagliarmi, essendo l'unico residente in provincia di Udine, a venire insomma qui perché ci faceva veramente piacere partecipare, oltretutto perché si parla di noi. Poi il nostro è un movimento, in Friuli Venezia Giulia, un movimento vivo, un movimento in crescita che dà soddisfazioni sia alle società che al comitato, ovviamente, dalla semifinale scudetto delle ragazze del Forum Iuli Andiamo qui, le vedremo dopo. alla Rugby Udine, che vedete ha un cammino e una marcia. Sentiremo anche Andrea dopo, Cagliero e anche altri. Abbiamo anche altre società, adesso domenica abbiamo il Vegliulia Rugby Trieste che comunque si gioca i playoff per la Serie B, per cui dal punto di vista seniores stiamo veramente lavorando, le società soprattutto stanno lavorando molto bene. Sotto abbiamo dei vivai in crescita, le società sono tante, ce ne sono di nuove, alcune nate l'anno scorso, altre che sono nate quest'anno, per cui diciamo che la strada è quella corretta e stiamo lavorando per questo. Grazie, ci vediamo dopo. Un piccolo omaggio anche alla comunità. Manderò su i miei dirigenti che qua è più bello di me, tra l'altro. A questo punto avrei voluto, chiamerei il vice sindaco del Pozzuolo. Siamo ospiti di questo splendido auditorium per il secondo anno consecutivo e Stefano Nazzi che rappresenta il comune di Pozzuolo. Eccolo qua. Buonasera a tutti, ovviamente porto saluti da parte dell'amministrazione comunale di Pozzuolo Friuli a tutti i partecipanti e soprattutto agli organizzatori per questo evento. Diceva bene Eddie prima che è il secondo anno che Pozzuolo ospita questo appuntamento. Questo luogo è diventato ormai un appuntamento fisso per tante manifestazioni, tantissime manifestazioni, sia giornata prima con l'amico Ivan, questo punto qua. Organizziamo 75 anche a febbraio con grandi campioni. Questo lavoro adesso organizza 75 eventi nel corso dell'anno, ma è un auditorio piuttosto impegnativo, per cui si presta molto a un certo tipo di manifestazione. Noi ci abbiamo messo del nostro, caro Eddie, perché noi ogni anno
organizziamo sempre qualche cosa, soprattutto negli ultimi tempi. Io ricordo soltanto che non più di qualche mese fa abbiamo organizzato una manifestazione a tutto campo in cui abbiamo invitato diversi campioni regionali dello sport di ieri e di oggi, tra cui qualcuno anche reduce delle Olimpiadi come la Giada Andreutti. Gigi D'Agostini. Gigi D'Agostini, no, tanti campioni e una sala molto partecipata, un evento molto ben organizzato, anche con il coinvolgimento delle associazioni locali. Tra qualche giorno ci sarà un'altra organizzazione riguardo alla festa provinciale della pallavolo, proprio qua, 13 giugno, per cui siamo proprio nel pieno degli eventi. Quando qualche mese fa mi ha accennato che l'edizione di quest'anno lo voleva organizzare puntando sul rugby, io ho accolto più volte volentieri questa sua iniziativa. Perché questo? Perché da poco tempo il Comune di Pozzuolo Ferrari ospita una società sportiva, l'Angry Bears ASD, perdonatemi la pronuncia, la quale si è... Cominciamo con la storia del rugby friulano, rappresentato qui, non poteva essere che lui, da Adriano Stocco, che invitiamo qui a salire. È stato giocatore, dirigente, factotum, ha cercato gli sponsor e nel suo curriculum si legge un po' di tutto, insomma, uno che ha veramente il rugby nel sangue. Ha anche avuto 2 figli rugbisti, no? Uno è Giancarlo, che vedo in fondo, e anche Gianmarco, quindi una vita per la pallavolo. Ecco, da cosa nasce questo attaccamento per questo sport viscerale, possiamo dire, no? Perché è uno scarso calcio. Ecco, quindi ha optato. È iniziato a scuola, ovviamente. È iniziato a scuola a Bosanon, che aveva un caro amico che giocava alla rugby Udine e voleva fare proseliti, perché ci vogliono giocatori tanti, specialmente nel rugby, poi sono gli infortuni o altro. E ho provato a fare qualcosa, ero molto incerto. Tanto sta che dal 1954 al 1973 ho giocato, ho sempre fatto giocatore. Ho terminato nel 73 con la Comuni, ho 90 anni, quindi perdonatemi se mi perdo. Ho tante memorie nella testa, che sono come le farfalle. Quando mi serve uno non lo prendo mai. Comunque, questo è stato un periodo molto importante per me come giocatore. Finito quel ruolo, con le elezioni sono diventato vicepresidente. Vicepresidente che sono stato dal 73 al 1990. In questo periodo ho dato pulsioni a questa società. La cosa più importante era quella di trovare sponsor. Io mi trovavo in una posizione come posso dire, di lavoro, di poter trovare questi sponsor. E l'ho trovati un bel po', proprio dal 1973 al 1990. Se mi permette posso enunciarli, questi sponsor, queste sponsorizzazioni. La Ciali Dolso, un anno eravamo senza sponsor, non sono stato capace di trovarlo. Allora abbiamo chiesto al presidente dell'Unicef se potevamo portare le loro maglie bianche con su scritto Unicef, gratuitamente. Abbiamo fatto quello. È stata una grande sponsorizzazione. Poi lei ha lavorato anche con i giovani, no? Cioè nella Media Ellero ha portato i ragazzini alle finali nazionali a Roma, mi pare, no? Dei Giochi della Gioventù. Sì. Una cosa che è importante, mi scusi, mi viene da dire. Ho fatto l'allenatore della giovanile nel 1973-74, praticamente perché non c'era nessuno. Ma non avevamo giocatori e non sapevamo come fare perché era obbligatorio presentare una squadra giovanile. Sapete cosa abbiamo fatto? Siamo andati
non so chi si ricorda, gli anziani senz'altro, di Don De Roia, che aveva l'istituto dell'Immacolata. Erano ragazzi sbandati, delinquentelli, chiamate come volete, però sono venuti a giocare e per 2 anni abbiamo potuto fare la giovanile con loro e si sono comportati benissimo, un po' straripanti, diciamo, però ci ha mantenuto viva la società. Possiamo chiedere, a un uomo non si chiede l'età, no? Però lei ci può dire la sua età, così gli scuote un applauso anche. A un uomo non si chiede l'età, dico, ma possiamo chiedergliela, così magari le fanno un applauso, no? Rispetto, 90. Facciamo firma subito. Scusatemi, sto imbrogliando fra pochi giorni. Vabbè. Dopodiché, sempre dopo aver appunto potuto dare alla società questi sponsor, era fatto l'allenatore della giovanile e ci sono presentati altri problemi. Bisognava trovare appunto l'infa per durare nel tempo. Allora è venuta l'idea perché avevo proprio i figli che erano alla scuola media Evero, e ho detto, proviamo a fare una squadra di mini rugby con questi ragazzi. E abbiamo fatto la scuola media Evero che in 3 anni, nel 1980, si è qualificata seconda in Italia. Quindi ha lavorato bene anche con i ragazzini. Altre cose. Adesso come segue il rugby? Cioè, continua a seguirlo oppure se ne sta un po' di spalle? Nel 1990 l'avevo lasciato, avevo detto basta per tanti motivi, di lavoro, di impegni, di tutto. Poi invece mi hanno chiamato ancora nel 2006, Bracci Sergio, presidente che purtroppo non c'è più, e anche con quella abbiamo fatto il mini rugby, arrivati primi del Triveneto. Dopo del mini rugby ho detto, ma adesso basta, adesso me ne sto a casa, nel 2006 avevo già una certa età. Mi hanno richiamato ancora e nel 2008 sono diventato allenatore del CUS Udine, che era una squadra nuova. In quel campionato lì, con 40 giocatori, di cui almeno un 25 neofiti, siamo arrivati terzi nel campionato di C2 su 10 squadre. Una grande soddisfazione. Senta, in questa sua lunghissima carriera, quali sono stati personaggi, giocatori e dirigenti che più le sono rimasti dentro per un motivo o per l'altro e che ha ancora nel cuore di quello che le hanno dato? Ne ho uno, come ho detto, Sergio Bracci, che è stato un grande giocatore. Era l'estremo, no? Lui. Un nome di cui non si può assolutamente fare a meno, perché senza di lui non avrei potuto fare tante cose. Marco Pellegrini. Ecco, li ricordiamo un po', no? Perché come altri. Direi che era un giocatore, un bravo giocatore, ma aveva un amore, direi, spropositato per il rugby. Per il rugby Udine lui ha sacrificato tante cose sue personali. E come dirigente è stato bravissimo, come allenatore ottimo. Ha preso la Vite d'Oro in mano nel 1976. I Tosolini, no? Tosolini, Serie B, e da lì è diventato tecnico per il Triveneto nazionale, cioè era diventato l'allenatore tecnico dell'Under 17 prima, dell'Under 19 dopo e dell'Under 21 dopo. Poi anche lui ha dovuto lasciare, però l'Udine lui se l'è portata nel cuore sempre e l'Udine di lui si ricorderà sempre. Ecco, senta, qui di un'altra generazione, ma abbiamo un altro pezzo di storia, no?
del rugby friulano. L'abbiamo qui, lo invitiamo a salire, Luca Diana. Diana, scusa. È stato giocatore, poi presidente ed è ancora vicino al rugby attuale. È stato più giocatore. Ecco, io personalmente posso dire di avere un affetto particolare per il rugby perché l'inizio della mia carriera giornalistica è avvenuta proprio con il rugby, quindi l'ho conservato. Aveva portato fortuna. Sì, no, ma anche perché andavo nel vecchio Moretti nel campo C, quindi tribuna stampa in piedi sul terrapieno. Lì non c'era Ecco, questa era la tribuna stampa di allora. Ecco, quali sono i tuoi ricordi? L'abbiamo chiesto all'esponente di un'altra generazione, tu sei venuto dopo, sì, ti vediamo da giocatore, no? Alle spalle. Ecco, quindi... Io sono arrivato nell'81, anch'io con le scuole, con il Copernico, avevo delle scuole che erano bellissime una volta, politiche sfide, Copernico, Stellini, e dopo sono stato contattato dall'allora Gianni Pittioni, che mi ha proposto di venire a giocare, Giallo, e praticamente io li ho conosciuti tutti, loro i vecchi, sono un po' passato in mezzo, i giovani che conosco ancora adesso, che frequento ancora adesso, quindi diciamo così, sono passato attraverso delle epoche anche di diverso cambiamento. Sono diventato, appunto, ero giocatore, nel 95 sono diventato presidente, fino al 2012, e nel 2000 abbiamo iniziato quella che è stata una bellissima cavalcata verso la Serie A, grazie al fatto che abbiamo un po' raccolto tutti i giocatori delle società regionali che in quel periodo erano venuti un po', stavano scricchiolando, allora tutti si sono convogliati a Udine e abbiamo fatto una sorta di franchigia ante litteram che ci ha permesso in 4 anni di salire dalla C2 alla Serie A. Naturalmente questo è successo quando io ho smesso di giocare, quindi sarà per quello che dopo sono andati su, ovviamente. Nel 2004 siamo saliti in Serie A e da lì siamo rimasti a lungo, e io auguro a Andrea di poter fare la stessa cavalcata che abbiamo fatto nel 2004 il più presto possibile. E mi ricordo l'episodio di Adriano che mi ha annunciato che l'allenatore sarebbe stato Marco Pellegrini in una riunione che facevamo alla trattoria La Ghiacciaia di Udine, che era una specie di sede staccata. Un vostro covo era anche il K2, mi pare, dalle parti di casa mia, mi ricordo che li vedevo. Ne abbiamo avuto tanti covi noi in tutta la città, però la sede era in piazzetta Lionello, mi ricordo, sopra Conti, il negozio di... E lì dalla Ghiacciaia Adriano mi ha annunciato che l'allenatore sarebbe stato Marco Pellegrini, mi ha detto vedrai che sarà un bravo allenatore, in effetti di lui abbiamo un ottimo ricordo, perché veramente, come ha detto Adriano, lui ha dato tutto, sacrificando tanto, so cosa vuol dire, diciamo così. Ecco, una domanda così, se vogliamo, anche stupida, no? Leggevo nei giorni scorsi una battuta di Oscar Wilde, che era un ironico scrittore che tutti conoscono. Ecco, nella sua epoca, fino all'Ottocento a Londra, nacquero le prime squadre di rugby. E lui commentò, il rugby ha una cosa speciale, fa una cosa speciale, quella di allontanare 15 energumeni dal centro di Londra. Ecco, però considerando la storia del rugby anche nazionale, di questi energumeni fanno parte professionisti, notai, laureati. Ecco, che cosa attrae secondo te questa elite, no? Anche di intellettuali, uno sport così che può sembrare ruvido? Ma io credo che innanzitutto all'inizio il rugby in Italia si sviluppava nelle università e nei collegi, quindi da lì chiaramente... Uno sport così fisico perché attrae persone che magari sono da scrivania? Oltre Diciamo. che fisico è uno sport intelligente, se non altro per questo, perché ci sono i ruoli, dei movimenti, cioè nulla è lasciato, diciamo così, al caso, quindi io non sono un allenatore, non sono mai stato in grado di farlo, quindi no. Però i progetti di gioco, se vengono rispettati, danno i loro frutti, se non vengono rispettati
chiaramente le cose non vanno per il verso giusto. C'è poco spazio per l'iniziativa personale, ovviamente ci sono anche gli iniziative personali, però il lavoro di squadra e appunto la pianificazione e l'intelligenza nel pianificare una partita, rispetto anche alle condizioni che possono mutare nel corso della stessa partita, sono sintomo del fatto che chi lo pratica adesso non voglio fare differenze con altri sport, ma diciamo che non ci sono tanti cretini da noi, diciamo. Non so come, senza offendere nessuno. Ti sei spiegato. Sì. Ecco, queste due icone, diciamo, no? Un omaggio di questa serata da parte del nostro presidente Marcello Gianardi, quindi un ricordo a Adriano Scoggio e a Luca Diana di questa serata. Abbiamo fatto pagare quest'anno, per ricordare col vostro nome quello che siete stati e il fatto che ci avete onorati oggi di essere con noi. Grazie. Vi aspettiamo per la foto del gruppo finito. Grazie. Il momento di passare a quelli che hanno toccato dei vertici, diciamo, no? A livello nazionale e anche internazionale. Vedo qui, lo dico così amichevolmente, il figlio di un mio amico di parrocchia e di quartiere, Piero Vigna, che vedo qui, che ha prodotto 2 figli, entrambi rugbisti di livello. Abbiamo Giacomo questa sera e anche Luca. Quindi un saluto a Piero Vigna e al signore. Ricordo che quando mi hanno detto di non dire questa cosa, però quando i ragazzi crescevano lui mi dice: ho voluto farli giocare a rugby perché è uno sport per uomini veri. Traduco così quello che in realtà mi ha detto, ecco. Giacomo Vigna, che è poliedrico, posso dire, no? Perché da giocatore è diventato preparatore atletico e quant'altro, ecco. Puoi descriverci tu un po' questa carriera, perché dovrei mettermi a leggere troppe cose, ecco. Se vuoi riassumermi i momenti salienti, no? Del tuo itinerario, come hai cominciato e che cosa ti ha portato ad raggiungere questi vertici? Sì, molto semplicemente ho cominciato a Udine, ho cominciato ad allenarmi a Udine che ero molto giovane, verso i 7 anni, ma ho cominciato a giocare quando avevo 13, perché prima non c'era una squadra come in 2-3 della mia stessa età. Quindi poi questo perseverare ha fatto sì che finalmente si arrivasse a una squadra, ad avere una squadra, e da lì i primi allenamenti tra l'altro li abbiamo fatti anche qua a Pozzuolo, in queste scuole, qui vicino. E poi ho avuto la fortuna di giocare tutte le giovanili qui a Udine e grazie ancora, cito anch'io Marco Pellegrini e Roberto Benassuti come i miei primi allenatori. E poi ho avuto la fortuna di fare delle esperienze in Italia, anche prima. Anche prestigiose, dico. Sì, vabbè, ho giocato in qualche buona società, ho vinto uno scudetto e poi ho avuto la fortuna di fare dello sport, della preparazione fisica la mia passione, ho studiato e sono rimasto con gran fortuna nel mondo del rugby, nel mondo dello sport. Ecco, mi accennavi a 2 foto in particolare, a cui particolarmente, vuoi dirci quali e perché? Una può essere questa. No, sì, quando mi chiedevi delle foto, allora io ci tenevo a portare delle foto e a farti vedere delle foto in cui ci sono degli amici, e questa, l'ultima che si è vista, era a Bucarest, il palazzo di Ceausescu, e ho tantissimi amici di quella allora nazionale del 19 che sono rimasti sparsi in Italia. Questo invece è un altro mio carissimo amico qua di Udine, Ernest Bellis, e penso che il valore aggiunto di questo sport sia proprio creare una rete di legami fortissima e sparsa un po' ovunque, che lega e forma le persone. Insomma, penso che sia il valore. Che cos'è che lega particolarmente, più forse di altri sport, i gruppi che creiamo amicizia nel rugby, magari più che altri sport? Ma io penso che in tutti gli sport, nella fatica. Io penso che in tutti gli sport ci sia unione e amicizia, e sono i valori più importanti che lo sport può dare. Nel nostro sport
c'è tanta collaborazione, deve esserci tanta collaborazione, ci sono momenti difficili perché è uno sport di contatto, ci sono momenti in cui si vince e si perde ovviamente, e solo l'unione fra le persone rende la cosa possibile da portare avanti. Ecco, quindi. Che cos'è cambiato dai tuoi inizi ai tempi attuali? Diciamo? Come vedi, c'è stata un'evoluzione nel rugby, un miglioramento, la nazionale ha migliorato per esempio, da cucchiaio di legno fisso e adesso qualche partita anche la vincono, no? Con il nuovo allenatore, anche Gonzalo. Che Sì, sicuramente, è un altro sport. Mi dispiace dirlo, ma è completamente un altro sport da quello che si faceva una volta, da quello che anch'io, se sono un po' più giovane di chi mi ha preceduto, facevo, e quello che fanno adesso ad alto livello è un altro sport. A livello di intensità, di velocità di gioco, di velocità di scelte, è uno sport molto più duro, più difficile, e la possibilità che la nazionale ha avuto di giocare tanti anni per provare a progredire ha fatto sì che adesso si trovi in uno stato in cui ci sono diversi giovani che hanno fatto tanta esperienza e possono portare un contributo importante. Quindi la nazionale di adesso è formata da ragazzi che sono ancora giovani ma hanno già fatto tanta esperienza e quindi potranno fare bene nei prossimi anni. Sì, anche il movimento giovanile cresce, no? Le nazionali under, quindi. Sì, bisogna continuare ad alimentarlo, perché è vero che il movimento cresce, ma solo a parole non serve, bisogna che ci sia uno sforzo da parte di tutti affinché le squadre giovanili siano la risorsa vera delle società, perché senza queste non si va avanti. Ecco, di un'altra generazione, come dicevo prima, anche lui è entrato per Piro Zucro, Antonio Rizzi, spero che ci sia qui. C'è? Eccolo qua. È entrato in un altro giro, diciamo, quello delle zebre, che è una cosa. Anche a Treviso ha giocato Antonio, Però attualmente sì. Sono abbastanza vecchio per dire che ho allenato già anche Antonio. Eccolo qua, Antonio Rizzi. Lo ricordo quando giocava, ricordo una partita amichevole a Gorizia, se non sbaglio, no? Contro l'Inghilterra. Sì, Nella pioggia qualche anno fa, sì, quando eri under, adesso non sei più under. Ecco, questa tua nuova esperienza che cosa ti ha portato? Le zebre, cioè un altro tipo di campionato, se vogliamo. Trasferito da Treviso Sì, a Parma. esatto. Sì, era stata una scelta che avevo voluto prendere, nel senso che avevo la possibilità di rimanere a Treviso o di muovermi a Parma, ed era semplicemente una nuova esperienza, una nuova città. Mi ricordo che c'è stato il passaggio durante il Covid, quindi ho avuto anche il tempo per decidere, e insieme ai miei genitori ho preso la scelta di cambiare città, che poi è stata una scelta che a me è piaciuta, perché sono stati poi 3 anni dove ho giocato e poi ho preso la decisione anche di smettere di giocare, non dovuto al fatto delle zebre in sé, ma per il semplice motivo di voler cambiare sempre vita. Ecco, qui che vediamo in un momento particolare, cosa ricordi di questi momenti? Cosa ricordo di questi momenti? Che cosa ti riportano le foto? A che momenti? Questo era il primo mondiale che abbiamo giocato in Georgia, Under 20, partita contro l'Australia, partita che abbiamo perso, però è stata una bellissima esperienza, perché arrivavamo che giocavo in accademia, quindi era un campionato di Serie A, che si può dire che è un alto livello, ma non è paragonabile a magari giocare in URC. E vi ricordo che con la nazionale Under 20 avevamo fatto un risultato storico, quindi avevamo preso un punto contro gli All Blacks, abbiamo battuto l'Argentina, la Scozia, e quindi avevamo fatto un traguardo storico che, se non sbaglio, 7º, 6º, 8º posto, adesso non mi ricordo esattamente, e quindi sì, mi porto dietro per esperienza. Poi anche a Treviso mi porto dietro ottime esperienze, uno per il fatto di aver giocato con giocatori. A Treviso sei una delle culle, no? Del rugby italiano. Sì, era il mio primo assaggio dell'alto livello, e ho
giocare insieme a giocatori che poi guardavo in televisione, anche nel mio pari ruolo, all'epoca c'era Tommaso Allan che tuttora gioca, c'era Ian McKill che aveva fatto un passaggio per Udine e altri grandi nomi, quindi come primo assaggio ad alto livello è stata un'esperienza che sicuramente a me ha servito molto e mi è piaciuto. Ecco, oltre a questi due campioni ne ha espressi altri in Friuli. Avevamo invitato, ma non li vedo, Elio Leanna, Alessandro Zanni e Marco Lazzaroni. Li ricordiamo, non penso che siano in sala, altrimenti li avrei individuati prima. Abbiamo con noi due nazionali del Rugby 7 questa sera e sono Mattia Danna e Pietro Ricci. Quindi vi invito ad aggiungersi a voi, quindi facciamo un po' dei campioni di tutto il palco. Ecco, che differenza c'è, poi lo chiediamo anche a loro, tra il rugby a 15 e il rugby a 7. Può essere un paragone con il calcio a 5, con il calcio a 11, non lo so, che cosa cambia? Lo chiediamo loro, eccoli qua. Mattia Danna, Pietro Rigutti. Buonasera a tutti. Ecco, ho fatto una domanda mentre voi salivate, che differenza c'è tra il 7 e il 15? È un po' paragonabile al calcio a 5 dove prevale la tecnica individuale rispetto al calcio a 11, qual è la differenza essenziale dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico poi sono due sport diversi, nel senso che partendo dal presupposto che il 7 è comunque uno sport olimpico adesso, quindi c'è una preparazione molto dedicata a parte, il campo è lo stesso, solo che invece di essere in 15 si è 7 contro 7, quindi la differenza tra calcio a 5 e calcio a 11 è il campo, quindi oltre alla parte tecnica in cui comunque tutte le skills vengono amplificate perché gli spazi sono molto più grandi, c'è anche la parte del fitness che è completamente diversa da preparare con un altro sport rispetto a quello del 15. Ecco, una domanda che facciamo a lui, cioè perché alle Olimpiadi il rugby a 7 e non a 15? È una domanda che mi sono sempre posto. Ma banalmente penso che sia anche una poi lo chiediamo anche a Giacomo e a Antonio. Organizzativa immagino, perché comunque un torneo di rugby a 15 dura molto tempo e anche molto dispendioso sia a livello di energie che anche insomma impegnativo per questioni, infortuni eccetera. Rugby a 7 un torneo di rugby a 7 è molto più breve di un torneo di rugby a 15 e mi permetto di dire anche un po' più spettacolare per certi versi, quindi probabilmente aveva anche un appeal diverso, essendo comunque uno sport poco conosciuto, per cui presumo che queste siano le ragioni, un po' più comodo da organizzare, più veloce, più dinamico, più spettacolare, appunto è uno sport dove comunque la fisicità viene esaltata, sicuramente più nel rugby a 15, ma nel rugby a 7 c'è tanta velocità e quindi ecco, presumo siano questi i motivi. Invece cosa ne pensano i due artefici del 15? Questa cosa, ma sì, la Coppa del Mondo di Rugby a 15 dico è il secondo avvenimento sportivo nel mondo dopo le Olimpiadi, quindi penso che alle Olimpiadi è giusto che vada uno sport in cui le partite durano 7 minuti, 14 minuti, i tornei durino 2 giorni e sia qualcosa di più spendibile in poco tempo e ci sia una vetrina importante di uno sport giocato in maniera veloce e spettacolare, come giustamente hanno detto. Il rugby a 15 ha bisogno di tempi completamente diversi. Sì. Mi collego a quello che ha detto Giacomo, non sono uno che ha seguito molto rugby a 7, quindi non saprei esattamente cosa dire. No, ho avuto quando giocavo una richiesta di andare a fare allenamenti, però l'avevo declinata perché non era proprio la mia idea di sport, ecco, quindi è diverso, come aveva detto anche Mattia, è diverso. Bene, ringraziamo i nostri campioni, abbiamo un omaggio anche per loro, a ricordo di questa serata. Grazie a Giacomo Vigna, a Antonio Rizzi, a Pietro Rigutti e a Mattia Danna.
abbiamo a seguire, spero ci sia pensare, degli altri campioni più giovani, campioncini, nazionali under 18, under 23. Io li chiamo, sono Martino Bizzotto, Samuele Venuto, Simone Zadro, Enrico Contarini, che è nazionale under 23, e la ragazza, la Anna Moschicchio. Ecco, questi sono i nostri gli eredi di quelli che avete visto prima, se vogliamo, no? Le ultime generazioni, quindi eccoli che arrivano. Ecco, passaggio di microfono, raccontateci in breve le vostre esperienze, i primi approcci con la nazionale. Siete tutti puntarini per internazionale under 23, gli altri sono under 18, no? Ecco, quindi vuoi cominciare tu? Qual è stata la tua emozione nell'essere convocato in maglia azzurra? Perché deve esserci un'emozione, no? Sicuramente è stata una grande emozione. Il primo impatto euforico, la grande emozione, e poi entra un po' la parte della concentrazione, quindi devo stare rilassato e quindi cercare di fare il meglio possibile. Ecco, che sacrifici puntarini tu sei, no? Sì. Lui è puntarini. Sì. Io mi individuo dalle foto che mi avete mandato, quindi se sbaglio scusate. No, sono io. Ecco, cioè dal punto di vista, parlavamo prima con Vigna e gli altri, no? L'impegno anche mentale oltre che fisico, che cosa li comporta? Anche al di fuori del campo di gioco una mentalità particolare, una concentrazione particolare, un essere sempre sul pezzo, diciamo. Al vostro livello parlo, visto che avete fatto il primo ingresso in maglia azzurra, no? Sì. Sicuramente non c'è niente di regalato, bisogna lavorare per ottenere dei risultati che si passa da sacrifici, che possono essere magari non andare in giro, non fare festa, così, mangiare bene, avere una dieta equilibrata, allenarsi quando gli altri magari escono, insomma, ci sono dei sacrifici che vanno fatti, ma il risultato è che non sempre arriva, questa è la dura realtà dello sport, è comunque all'altezza dei sacrifici, quindi Sento anche campioni di altri sport, no? Che quando arrivano a livello nazionale non hanno più la possibilità, per esempio, di uscire con gli amici la sera, di bere un bicchiere di più. Ecco, questo, visto il terzo tempo del rugby, è comprensibile anche per voi questo discorso, oppure il terzo tempo, dopo le partite, chiaramente. È diverso, però sì, comunque ci vuole una disciplina, voglio dire. Sì, ci vuole disciplina, senz'altro. Ecco, a livello di studio, lavoro, tu che cosa fai? Io sto facendo il quinto anno delle superiori e liceo scientifico, quindi hai l'università. Niente, riesco riesci a conciliare? Sì, riesco a conciliare tutto, alle volte un po' difficile, ma va spesso a periodi, però mi trovo bene, comunque riesco. Ce la fai. Ed è uno scarico mentale, tu lavori, studi, non lo so. Adesso sono in quinto superiore anch'io. Ecco, quindi per te è uno scarico o un impegno superiore per lo studio? No, diciamo che con rugby riesco a scaricare tutte le tensioni che magari mi creo con la scuola o con la vita quotidiana. Quindi abbiamo anche la ragazza che non si direbbe che faccia la rugbista, no? Più che altro la ballerina, voglio dire, no? Quindi che ruolo hai? Io ho giocato nei raduni ala, però adesso sto provando anche facendo mediano di mischia, quindi diciamo che vale un po', è un punto a favore per me, perché comunque... Ecco, è una domanda anche questa classica, no? Che cosa attira le ragazze nel rugby? Uno sport così di contatto, anche violento tante volte, fisico, per le ragazze che potrebbero
le pallavvoliste oppure che cosa vi attira di questo sport? Per me è molto di famiglia, perché comunque mio nonno gestiva un po' a livello del comitato, quindi è stato molto di famiglia, poi mio cugino gioca e diciamo che questa passione è stata un po' portata da loro. Io ho cominciato leggermente tardi, ho cominciato in under 10, però... Under 10 è abbastanza presto, se vogliamo. Bene, a questi ragazzi diamo un in bocca al lupo, un presente e un ricordo di questa loro partecipazione. Li ringraziamo e alla fine, se non scappano, per la foto di gruppo qui sul palco. Se non scappate, venite qui a fine, facciamo la foto di gruppo, va bene? Grazie. A questo punto spero ci sia anche lui, parliamo di allenatori, un nome su tutti, abbiamo fatto un'indagine così, definiamolo un inossidabile. C'è Maurizio Pechini, spero, sì, c'è. José Furlan, José Triestini, comunque lo accogliamo come friulano Moris Causa, che è passato nel rugby friulano e di famiglia Maurizio Pechini, perché anche il padre e il fratello sono due punti cardine del rugby. Eccolo qua, buonasera. Abbiamo fatto una piccola indagine nel mondo del rugby e Maurizio Pechini è sempre un nome che viene amato a distanza di tempo, possiamo definirlo anche lui un inossidabile, no? Beh, io a Udine sono dal 1998, quando Sergio Guacci ha parlato con me, prima il signor Stocco lo ricordava, mi ha detto vieni qua, e sono arrivato con anche un gruppo di giocatori di Trieste, i quali della scalata che parlava prima Luca Diana, che abbiamo fatto. Ho cominciato con Sergio, con Sergio sono stato assieme, io come allenatore, lui come dirigente, quasi 12-13 anni, facendo una scalata tutta l'istruttore giovanile. Poi sono passato alla squadra cadetta e penso che dal 2011-2012 faccio parte del staff della prima squadra, quindi ho fatto Serie A e tutto. Il suo curriculum è venuto, è andato, è ritornato, no? Quindi... No, io sono stato dal 98, sono qua fisso. In vari ruoli, voglio dire. Sì, chiaro, in due ruoli, sì. Adesso diciamo faccio molto meno campo, ho altri incarichi, ma sono sempre qua. Comunque l'humus è quello familiare, no? Perché il papà prima sì. Poi mia mamma diceva sempre che io già in pancia sua, insieme a mio fratello avevamo già la palla con noi. Quindi è una famiglia di rugby, a casa si parla di rugby, di conseguenza... A Trieste il papà è stato un punto fermo. Papà ha giocato, ha allenato... Come qui a Udine Adriano Stocco, no? Sì. Si conoscevano molto bene. Lui con Marco Pellegrini, a casa si parlava di rugby, quindi di conseguenza, anche se ho giocato anche a basket, qualcosa. Sì, abbiamo detto, voi tutti in famiglia, doppio sport, no? Sì, a quei tempi si riusciva a fare. Adesso è un po' difficile. Ma che cos'è che non ha funzionato a Trieste? Perché qui da Trieste sono venuti buoni giocatori, come mai a Trieste non ha funzionato? Quella volta là è successo un patatrac, diciamo che la società è stata chiusa e quindi siamo arrivati qua. Adesso Trieste sta lavorando anche molto bene perché, come ricordavano prima, Cilina gioca domenica, mi pare, l'ultimo turno in playoff per salire in Serie B, che per la regione penso avere due squadre in Serie B sia una cosa positiva. Sicuramente, la Vieni Ulia è una bella società. Bene, Maurizio Pechini, la ringraziamo della presenza. Grazie a tutti voi. Abbiamo anche per lei un ricordo di questa manifestazione. Ci vediamo alla fine. Grazie mille.
altro stacchetto della Planet Rock Studio e poi passiamo alla parte conclusiva della manifestazione, una disco dance, se non sbaglio. Io alle ragazze della Planet Rock e anche alla maestra Donatella che li istruisce, no? Ecco, nel panorama delle società ci sono varie realtà friulane, no? Della provincia di Udine parliamo. Abbiamo qui il presidente della Rugby Udine, Andrea Cainero, che invitiamo a salire. Poi anche qui nel comune si è creata una realtà a Cargnacco, abbiamo qui il vicepresidente, penso Seretti. Dov'è? Ah, c'è il presidente, no? Perché prima mi avevano detto che forse non c'era, eccolo qua. Fabrizio Rovis, allora. Poi abbiamo invitato la Juvenilia, Pagnari Arsa, e l'abbiamo visto prima, Francesco Cirinà, eccolo qua, deve salire una volta di più. Abbiamo invitato anche Gemona, se c'è. C'era? C'è. Pasian di Prato, De Nobili, non c'è. E Codroico, abbiamo invitato la signora Susanna Greggio. Ecco, questi tre ultimi non hanno risposto al nostro invito, li abbiamo nominati comunque. Ecco Andrea, abbiamo letto oggi una tua intervista con i propositi, no? Della società Rugby Udine, quindi la ferma volontà di ecco, a che punto siamo arrivati con questo programma? Ma innanzitutto buonasera a tutti. L'intervista non è uscita apposta oggi, quindi, perché non è casuale, ma diciamo che ecco, io quando sono così arrivato in questa società avevo subito chiari gli obiettivi. Fondamentalmente sono due. Uno è quello di riportare un pochino più in alto di quello che adesso la squadra, e quindi la prima squadra, ai livelli che secondo me competono in una città come Udine. E il secondo obiettivo importante è tramite anche questo riportare un'immagine bella, popolare di questo sport che a Udine ha dato tanto, ha fatto tanto e merita di avere una visibilità, un palcoscenico più importante di quello che c'è adesso. Quindi il terzo posto comunque Sepi è apprezzabile quest'anno, no? Questo è chiaro, ma questo diciamo è un percorso. Questo è un percorso che deve, secondo me, portare ad un livello comunque superiore a quello che può essere adesso. E stiamo lavorando per questo, grazie ai ragazzi, parte di loro sono qua, grazie a uno staff tecnico molto importante e qualificato. Oggi non c'è il capo allenatore Riccardo Robuschi, però è a Roma, no? Mi ha detto. È a Roma, e quindi ecco, insieme ai miei dirigenti stiamo cercando appunto di fare questo per il bene della città di Udine e per il bene dello sport di Udine. Sì, vediamo anche delle foto alle tue spalle di settore giovanile, no? Quindi i cosiddetti ovetti e altre diciamo, età fioriscono, no? Cioè c'è sempre un po' una rispondenza anche da parte delle famiglie, poi in futuro le cose cambiano. No? Questo è fondamentale, insomma, anche perché dobbiamo come società, è chiaro, magari attingere anche da altre realtà, ma certamente dobbiamo creare un settore giovanile importante dal quale poi attingere come prima squadra. Alcuni di quei ragazzi che sono venuti qua prima rappresentano oggi per la prima squadra un punto di forza molto importante già da quest'anno e lo saranno certamente anche il prossimo, insomma, sono qui e quindi su di loro contiamo assolutamente con forza. Ecco, anche la Juvenilia mi pare, Cirinà, che fa un buon lavoro con i giovani, no? Pagnare Arsa.
Diciamo di sì, che possiamo ritenerci anche quest'anno soddisfatti del lavoro fatto e dei tesserati che abbiamo. Riusciamo a coprire tutte le categorie dalle prime mete fino alla amatoriale per noi ancora come seniores, quindi siamo soddisfatti. Collaboriamo con diverse realtà del territorio, perché questo è importante, non ultimo anche con gli Angry Birds, con i nostri senior che ormai sono quasi in pianta stabile il venerdì a Cargnacco, e ovviamente collaboriamo con tutti, con Andrea, abbiamo collaborazione in corso, per cui il bacino dove attinge il Bagnaria è quello della Bassa Friulana, quindi diciamo siamo fortunati da un certo punto di vista perché è un territorio per il rugby abbastanza vergine. La società nasce nel 2011, quindi è una società molto giovane e siamo un po' lontani dai grandi centri, quindi magari arranchiamo un po' per trovare gente che diventi allenatore o allenatrice, però insomma andiamo avanti su questa strada qua perché abbiamo visto che quella è corretta. Ecco, con un altro punto di vista, un altro criterio invece la società di Cargnacco, noi Fabrizio Rovis. Sì, noi nasciamo nel 2014 più o meno come Old della Leonorso, abbiamo girovagato un po' per tutti gli impianti sportivi, quindi Udine, Leonorso, Pasqua di Prato. Ecco, è giusto citare anche la Leonorso, no? Una società che nasciamo come Old Leonorso nel 2014, poi quando c'è stata la fusione ci siamo staccati e abbiamo fatto una società nostra, quindi dal 2016 è gli Angry Birds, insomma, che siamo noi. Tendenzialmente siamo papà di ragazzi che giocavano nella rugby Udine. Noi vediamo anche qui l'azione, no? Stiamo portando avanti un po' lo sport old, l'idea era quella. Negli ultimi anni siamo riusciti a prendere l'impianto di Cargnacco, negli ultimi 2 anni grazie alla Prolog, al Comune e alla Curia che ce l'ha dato in gestione. Abbiamo ricevuto discreti fondi regionali per rimetterlo a posto, abbiamo fatto un campo da rugby omologato a tutti gli effetti e stiamo cominciando a fare attività nelle scuole con dei nuovi compagni di squadra che si sono uniti a noi, e quindi negli ultimi mesi abbiamo iniziato a fare attività con i nostri compagni direttamente nelle scuole del territorio. Cominceremo con dei camp estivi già quest'estate e stiamo facendo attività in queste settimane direttamente nei doposcuola, direttamente con le scuole stesse, insomma. Quindi si sono trovati talmente bene professori e alunni che hanno richiamato i nostri compagni di squadra per andare avanti con questa attività. L'idea nostra è portare avanti il rugby, tra virgolette, inclusivo, nel senso nasciamo come old, quindi terzi tempi, festa, amicizia, insomma. Adesso stiamo cercando di portare vicino i bambini, ma per fare ovviamente lo sport. Non siamo attrezzati e non lo saremo chissà per quanto per portare avanti attività giovanili reali. Quindi l'idea è appoggiarsi alle società del territorio, Udine piuttosto che Bagnaria, con cui abbiamo anche altre attività probabili che faremo nei prossimi mesi, ma la parte per esempio bambini, rugby e quant'altro stiamo già parlando con Cainero per buon bacino, no? Per la rugby. Esatto, quindi l'idea è cercare di riportare un po' di vita nel comune qui a Cargnacco. Il campo era praticamente abbandonato, lo stiamo riportando in vita, adesso già 4-5 giorni a settimana il campo utilizzato, sia da noi che dagli amatori calcio che facciamo allenare nei giorni di campo libero, però ecco, l'idea è portare gente sempre più vicino allo sport e soprattutto a rugby. Bene, grazie a queste 3 società di speaker, omaggio anche per voi, veramente un ricordo di questa serata. Cecilina, Fabrizio Rovis, Andrea Caino, con un ringraziamento della loro partecipazione. E possiamo dire, Dulcis in fondo, abbiamo la parte femminile, no? Abbiamo una squadra che per un soffio non ha vinto lo scudetto, no? Poco tempo fa, ha perso la finale scudetto in Piemonte. È la Formiuli che vedo qui alcune ragazze che invito a salire qui sul palco. C'è anche il loro allenatore o no? Luca Lattanzi, non c'è. Li hanno abbandonato. Big Panthers.
Allora, io sono Chiara Stocco, faccio pilone. Questa è Silvia Battistella, secondo centro. Abbiamo Chiara che nell'ultima nostra finale. L'ho conosciuta prima, sì. Esatto, ci ha fatto da misura. Abbiamo Andra, indefinita per ora. Indefinito, ruolo infinito. Abbiamo Bianca che è tallonatore e poi abbiamo Erika che fa anche lei apertura o certe volte 15. E poi il nostro presidente. Giancarlo Stocco è qui in veste di dirigente del forum. Buonasera a tutti. Ecco. Gli allenatori impegni di lavoro non hanno potuto venire, le ragazze sono in formazione ridotta perché dopo una stagione così impegnativa gli abbiamo dato libertà in campo e quelle che hanno potuto venire ben volentieri sono venute. Ecco, da un rugbista che ha giocato a rugby, come giudica il rugby femminile, diciamo, che è un po' una novità se vogliamo degli ultimi anni, no? Il rugby femminile è incredibile perché hanno la stessa, quanto timide sono fuori dal campo, completamente all'opposto, grintose e determinate sono in campo. Ecco qua alcune partite, alcune foto delle semifinali della finale che abbiamo giocato a Calvisano contro il Volvera Piemonte. E quelle che dal mio punto di vista le contraddistingue dal rugby maschile è che hanno uno spirito di squadra, un'unità veramente incredibile e uno spirito goliardico che alcune volte imbarazzano anche noi maschietti. In Corriere ogni tanto devo tapparmi le orecchie, però è un vero spirito sportivo che le contraddistingue e le ha fatte crescere per quanto riguarda il nostro rugby regionale, da arrivare in 4 anni a combattere per una finale scudetto. C'è anche un settore giovanile, no? Sì, da quest'anno Formioli nasce sulla spinta del comitato regionale di rugby per unire le società di rugby regionali che avevano il rugby 7 e partecipavano alla Coppa Italia, si sono unite sotto una super partes, quindi Formioli, per giocare il campionato di Serie A. Da quest'anno è nato anche il settore juniores, under 14 under 16, con tutte le altre società regionali. Quindi è l'espressione vera e propria della regione e le ragazze indossano la maglia del Formioli ma sono legate costantemente ai propri club di origine che continuano a lavorare per specie di nazionale, insomma. Una rappresentativa regionale a tutti gli effetti. Dopotutto non dimentichiamo che Formioli nasce dall'antico nome della nascita sotto i Romani della regione del Friuli Venezia Giulia. Ecco, quindi le abbiamo conosciute, le ringraziamo, c'è su tutte, no? Mi pare. Beh, abbiamo Chiara Rizzi che diciamo è l'ultima arrivata in casa, ma è la nazionale che ha esordito a 6 nazioni e che dopo aver fatto il campionato under 18 noi abbiamo avuto l'onore, lei ha avuto l'emozione, spero anche l'onore, di aver giocato la finale con i Formioli e ha fatto dei numeri veramente importanti. Io veramente un applauso a questa ragazza 18enne, neanche ancora, che è arrivato a altissimi livelli del rugby internazionale in rappresentanza non solo del rugby regionale, ma anche del rugby gemona. Adesso tocca a te. Le dichiarazioni di rito su questa dichiarazione di Giancarlo Stocco. Dici perché ti sei avvicinata al rugby e quali sono i tuoi sacrifici, i tuoi impegni attuali nel mantenere questo livello? Allora, io ho iniziato a giocare in seconda media e grazie alla mia propria ginnastica e poi ho continuato per l'ambiente, il tipo di gioco, la velocità e diciamo che adesso devo un attimo conciliare con la scuola, il liceo scientifico, frequento il liceo scientifico, quindi diciamo che è abbastanza complicato riuscire ad avere un buon rendimento in entrambi, però è
è un impegno che bisogna portare avanti se si vuole continuare a fare sport in generale. E per quanto riguarda la finale è stato veramente un piacere unirsi alle ragazze, che infatti io e la mia compagna che ci siamo uniti diciamo che abbiamo dato un contributo, ma il lavoro è stato tutto loro, hanno lavorato per un'intera stagione, quindi il merito è principalmente loro, anzi quasi totalmente loro. Abbiamo qui un nome illustre al quale potete fare riferimento, no? Elisa Forte con noi, campione d'Italia all'atletica militare, considerata un po' la numero 1 del rugby femminile, no? Ecco qua, Elisa Forte, vuoi avvicinarti qui? Ecco una domanda così che vorrei fare, sponge o sponge? No, friulano, cos'è? Vuol dire burro, no? No, non di sponge. Ah, ecco, no, questo che significato ha? È il diminutivo di SpongeBob. Pensavo che fosse considerato un burro, insomma. Sponge, parfumante, sì. Detto, una rugbyista è un po' strano, no? Questo. Ecco, dici tu il tuo percorso per arrivare a questo livello, no? Campionessa d'Italia. Allora, io ho iniziato a giocare a 20 anni con la Rugby Udine. E non in under? No. E mi sarebbe piaciuto iniziare prima. Ho iniziato a giocare per merito di una mia amica, che abbiamo fatto l'università assieme, scienze motorie, e abbiamo provato a giocare a rugby. Da lì ci siamo innamorate e penso, chiedo conferma di Anna, che abbiamo fondato noi la femminile a Udine nel 2005-2006. Il primo anno Citti. Primo anno abbiamo avuto Citaro, secondo Furlanic e Bonanni. E poi non avevamo più i numeri, abbiamo fatto un paio di stagioni col Trieste insieme, sempre Coppa Italia, e anche lì non avevamo più i numeri, abbiamo fatto una stagione col Pordenone, poi io volevo giocare seriamente e quindi ho tentato l'avventura in Veneto. Prima a Casale sul Sile, e da lì siamo andati a Villorba, abbiamo lavorato bene, abbiamo faticato tanto, però i risultati ci sono stati. Quindi, altra domanda classica, il tuo immediato futuro, come lo vedi? No, io ho smesso di giocare. Hai smesso, quindi sei un'icona, sei un'icona. C'è una voce che vorrebbero tirarlo a livello tecnico dei ma non si sa. Io non sapevo niente. Quindi così. Bene, allora è un omaggio anche alle nostre gentili ospiti e anche a Giancarlo Stotto, che è il loro a Lisa Forte, un omaggio speciale che adesso arriva, che è questo che ti dà Filippo. Bene, grazie ragazze, non scappate, facciamo una cosa. Bene, a questo punto il nostro programma si conclude con l'ultima esibizione delle nostre ragazze, un'esibizione di un po' solo del Friuli. Niente, allora Presidente, siamo in chiusura, a te il saluto finale e poi i protagonisti sono invitati a salire qui sul palco, che il nostro fotografo di Udinese Live farà la foto di gruppo tradizionale che poi pubblicheremo. Da parte mia un nuovo ringraziamento a tutti gli intervenuti, a tutti voi, un caloroso saluto agli ospiti, agli amici delle Emerite, ai rugbisti, alle società di rugby, alle ragazze che sono state fantastiche e ovviamente invito tutti un grande saluto, un grande applauso di nuovo alle nostre cheerleaders che veramente quindi la serata viene andata bene, è mancato qualcuno, ma è normale, gli impegni sono tanti e
c'è anche addirittura un torneo, se avete capito, di rugby importante qui in Verona, quindi effettivamente ormai non c'è più qualche evento. Direi che è andata bene tutto sommato, no? Abbiamo avuto anche dei nomi eccellenti, quindi vi ringrazio anche di altri sport, no? Sottolineiamo quindi la vicinanza al rugby anche di altre discipline. Quindi grazie a tutti e ripeto, i protagonisti che sono stati invitati qui sono invitati a ritornare a fare questi 4 scalini, a ritornare qui che c'è Udinese Live che farà una foto di gruppo. Magari un invito grazie a raggiungersi con anche veterani se possibile, visto che qua c'è tanta gente che può dare tanto allo sport ancora e noi siamo qui per fare quello. Ecco, Gianni Strizzolo, il suo potente l'obiettivo adesso è fare una foto di gruppo.